Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Sicilia nella morsa del caldo e degli incendi, temperature roventi con Palermo da bollino rosso, fiamme a Valle d'Olmo dove sono state evacuate anche alcune aziende zootecniche, a Catania, Roghia, Vaccarizzo, Ragarna e Alfaro Biscari. Mafia, 9 anni in appello alla compagna del boss Messina Denaro, lieve sconto di pena all'insegnante nei confronti della quale è stata confermata l'accusa di associazione mafiosa. Scandalo CEFPAS, arresti domiciliari per il deputato regionale Gallo Afflitto, coinvolto nell'inchiesta su presunti appalti pilotati, assunzioni e consulenze irregolari, misure interdittive anche per altri 7 indagati. Una villa trasformata in serra della droga, a Nicolosi nel Catanese, sequestrati oltre 100 kg tra hashish e marijuana, 3 arresti. Acqua Siracusa, ancora disservizi a Ortigia, un esposto dei residenti, situazione critica anche a Pozzallo, mentre a Gela l'intervento delle autobotti per salvare gli animali da allevamento. Tensione alta sul futuro dello stabilimento Pfizer di Catania, domani al via la mobilitazione dei lavoratori mentre istituzioni e parti sociali cercano una soluzione. Conto alla rovescia a Catania per il ritorno dei Modà, domani sera la band sarà protagonista alla Villa Bellini, sul palco anche Bianca Azzei. Calcio, il Catania ufficializza l'ingaggio del portiere Cristian De Falco, ceduto Frisenna al Cittadella. E come avete sentito dai titoli, caldo e incendi, il triste abbraccio che si ripete. Nel palermitano fiamme a Valle d'Olmo mentre ha ripreso a bruciare Montagna Longa. Tanti i danni alle aziende agricole della zona con campi di frumento andati in fumo. Anche domani a Palermo bollino rosso per il caldo, previsti 39 gradi. Marco Gullà. Palermo è parte della provincia nella morsa del caldo e degli incendi. Un rogo è divampato nelle zone di Valle d'Olmo. In azione Canadair, Vigili del Fuoco, Forestale, la Protezione Civile, gli elicotteri. Tanti i danni alle aziende agricole della zona con campi di frumento andati in fumo per svariate migliaia di euro. Sono state evacuate anche alcune aziende zootecniche per salvare gli animali. Sempre in provincia di Palermo ha ripreso l'incendio a Montagna Longa nel territorio tra Cinisi e Carini. Il rogo ha ripreso forza anche per le temperature molto elevate. Infatti nel capoluogo da bollino rosso si sono sfiorati anche i 40 gradi. In città si fronteggia il caldo come si può. Bisogna bere, ripararsi nei negozi, andare a fare un po' di shopping dentro i negozi. Così si può fronteggiare. A lot of water, granite e shadow, basically. Probabilmente andando in spiaggia, facendo un bagno bello fresco, penso che si risolva. Abbiamo appena mangiato una coppa di anguria. Potremmo anche andare in spiaggia, sì. L'AFA continuerà ad avvolgere la città di Palermo anche venerdì, altra giornata da bollino rosso. Un leggero abbassamento delle temperature si registrerà invece da domenica. Fiamme e paura a Vaccarizzo, nel Catanese 100 famiglie sono scappate per paura di restare intrappolate dall'incendio divampato nell'unica via d'accesso al villaggio Primosole. La rabbia dei residenti, sentiamo Giusy Lazzara. Problema che si verifica tutti gli anni, però nessuno si preoccupa che qui, essendo che ci sono delle famiglie, è un problema che va affrontato. Basta le temperature un po' più alte e si creano giustamente incendi. Se non vengono ripulite dal comune, naturalmente sono più ricorrenti. Paura e fiamme a Vaccarizzo, nel Catanese, per l'ennesimo incendio che ha bloccato l'unica via d'accesso al villaggio Primosole. 100 famiglie che, per timore di restare bloccate, sono uscite di casa in via precauzionale e sono stati al lavoro Vigili del Fuoco, Forestale, che dopo ore di interventi hanno spento gli ultimi focolai. Noi vogliamo fare le cose in regola. Noi vorremmo un pochettino che il comune o le istituzioni ci permettano di vivere in maniera dignitosa. E dire che il villaggio è attaccato all'oasi di Alsimeto, dove la natura è tutelata, ma da queste immagini del drone del cameraman Pandolfo scopriamo un altro focolaio proprio dentro l'oasi mentre giriamo.
Oggi a Catania è stata una giornata difficile sul fronte incendi. Vasto il rogo che si è sviluppato in un terreno privato vicino al faro Biscari. Distrutti automezzi e baracche. Fiamme anche a Ragalna. Distrutta una vasta area di macchia mediterranea, Uliveti, vicino alla statale 57. Le fiamme hanno investito case rurali. Indagini in corso per accertare la natura di questi 3 roghi. 4 anni è stato trovato senza vita, probabilmente colto da malore nella baia di Mazzarò a Taormina. Il cadavere dell'anziano è stato recuperato dai bagnini. Sconto di pena in appello per Laura Bonafede, la donna che aveva una relazione col boss Matteo Messina Denaro. 9 anni contro gli 11 e 4 mesi richiesti in primo grado. Rimane però l'associazione mafiosa. Laura Spanò. La Corte d'Appello di Palermo ha ridotto a 9 anni la pena nei confronti di Laura Bonafede in primo grado. Era stata condannata a 11 anni e 4 mesi. Per la maestra di Campobello di Mazzara, ritenuta una delle amanti del boss Matteo Messina Denaro, rimane confermata l'accusa di associazione mafiosa. Laura Bonafede è figlia del boss deceduto, Leonardo, cugina del geometra Andrea Bonafede, l'uomo che ha prestato l'identità al padrino per curarsi, del dipendente comunale omonimo del geometra che ha provveduto a fare avere a Messina Denaro le ricette mediche, e di Emanuele Bonafede, uno dei vivandieri del boss stragista, arrestato insieme alla moglie Lorena Lancieri. La maestra è sposata con Salvatore Gentile, ergastolano accusato di 2 omicidi su ordine proprio di Messina Denaro. La donna era stata legata al latitante da un lungo rapporto che trova origine già nel 96, si leggeva nelle motivazioni della sentenza di primo grado. Solo a partire dal 2007 però Laura Bonafede sarebbe stata coinvolta dal boss di Castelvetrano nella gestione dei propri interessi. A un certo punto avrebbero pure convissuto insieme alla figlia Martina, condannata a 3 anni per favoreggiamento in un altro processo. L'inchiesta sul CEFPAS entra in una nuova fase. Il GIP di Caltanissetta ha disposto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto e misure interdittive nei confronti di altri 7 indagati. Rita Cinardi. Nuovi sviluppi nell'inchiesta Corte dei Miracoli sulla gestione del CEFPAS di Caltanissetta. La svolta arriva a poco più di un mese dall'esplosione dell'inchiesta. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto e misure interdittive nei confronti di altri 7 indagati. Le ordinanze sono state eseguite questa mattina dalla Polizia di Stato. Secondo l'accusa, Gallo Afflitto avrebbe sfruttato il proprio ruolo politico per condizionare la gestione del CEFPAS, sostenendo la permanenza del palermitano Roberto Sanfilippo alla guida dell'ente. Insieme avrebbero gestito un comitato d'affari per pilotare appalti, consulenze e assunzioni a vantaggio di parenti, amici e persone vicine agli esponenti politici. L'indagine avrebbe svelato anche una presunta irregolarità nella procedura di gara per la realizzazione di una biblioteca virtuale. Secondo la procura, inoltre, i contratti pubblici e gli incarichi talvolta sarebbero stati subordinati alla disponibilità sessuale e di tempo delle candidate. I compensi per le donne che accompagnavano il deputato nei suoi impegni sarebbero stati coperti con denaro pubblico attraverso contratti vittizi. Il giudice ha disposto la sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio per l'ex direttore del CEFPAS Roberto Sanfilippo, per l'ex direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci e per altri funzionari coinvolti nell'indagine. 6 mesi di sospensione sono stati invece disposti per il medico in pensione Salvatore Enrico Giammelluca, mentre all'imprenditore Pietro Tirone è stato vietato per 1 anno di contrattare con la pubblica amministrazione. Una villa di Nicolosi nel Catanese trasformata in serra e deposito di droga. 3 gli arresti, secondo gli investigatori la sostanza avrebbe fruttato oltre 800.000 euro. Desiree Ferlito. Una villa di Nicolosi trasformata in serra e deposito di sostanze stupefacenti è quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania, che nell'ambito dei servizi di contrasto ai traffici illeciti hanno arrestato in flagranza 3 persone. All'interno dell'immobile i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno sorpreso 2 uomini italiani e una donna di origine russa priva di regolare permesso di soggiorno, mentre erano intenti a gestire la coltivazione della marijuana e a confezionare panetti di hashish destinati allo spaccio. La perquisizione ha consentito di sequestrare circa 85 kg di hashish, 15 kg di marijuana, 33 piantine di canapa e una serra indoor completa di impianti e attrezzature per la coltivazione. Il narcotest ha confermato la natura delle sostanze sequestrate.
Secondo le stime degli investigatori, se messa sul mercato per lo spaccio, la droga avrebbe fruttato oltre 800.000 euro. Su richiesta della Procura di Catania, il Tribunale ha convalidato arresti e sequestro, disponendo la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati. Rapinatore seriale in azione nell'Interland catanese, in pochi giorni aveva messo a segno 4 colpi, preso dai carabinieri. Lorena Dolci. Un coltello in mano, il volto coperto dal casco e poi la fuga con lo scooter, rubato anche quello. Era il modus operandi di un 47enne catanese che in pochi giorni, tra il 15 e il 17 maggio scorsi, ha messo a segno ben 4 rapine tra San Gregorio di Catania, Aci Catene e Aci Sant'Antonio. Prima l'uomo si è fatto consegnare l'incasso di un supermercato a San Gregorio. Il giorno successivo ha preso di mira un distributore di carburante della zona. La mattina del 17 maggio, invece, nel giro di 40 minuti, ha tentato un colpo in un supermercato di Aci Catena, fallito grazie alla reazione dei clienti, per poi ripresentarsi poco dopo in un altro esercizio commerciale di Aci Sant'Antonio. I sistemi di videosorveglianza e le testimonianze hanno permesso di individuare il responsabile, rintracciato alla guida del motociclo che sarebbe stato utilizzato per le rapine, su cui però aveva modificato la carrozzeria, convinto in questo modo di sfuggire alle ricerche. Nel corso di una perquisizione i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico e capi di abbigliamento simili a quelli indossati durante le rapine seriali. E ci spostiamo a Siracusa, dove il comitato dei residenti di Ortigia ha presentato un esposto per denunciare la grave carenza idrica che dura ormai da giorni. I residenti si dicono stanchi, ma la situazione riguarda anche altre zone di Siracusa. Francesco Aloi. Io sono costretta a lavare i miei figli e a lavare me stessa con l'acqua imbottigliata. Io sono un'operatrice olistica e non ho i mezzi per lavarmi, né tantomeno fare lavatrici perché si romperebbero, quindi la situazione è catastrofica. Rubinetti a secco o quasi ormai da diversi giorni e chi vive a Ortigia è stanco di un'emergenza che non vede fine. In più di 250 hanno sottoscritto l'esposto presentato dal comitato dei residenti. Si chiede ad Aretusa d'Acque quali sono le cause reali di tutto questo disservizio, quali sono i tempi di ripristino e quali sono i servizi sostitutivi che hanno messo in piedi. Aretusacque è al lavoro per limitare i disagi, fa appello a ridurre i consumi di acqua, almeno per chi ce l'ha, e invita a segnalare i guasti al numero verde. Tutto questo però non soddisfa il comitato, che chiede anche l'intervento del Sindaco Italia. Ci dispiace la prolungata assenza del sindaco, il silenzio del sindaco che non stiamo trovando accanto a noi in questa terribile situazione. Ma l'emergenza acqua non riguarda soltanto Ortigia. Le segnalazioni arrivano anche dalla borgata Santa Lucia, da Fontane Bianche nella zona balneare e da Epipoli nella periferia nord, mentre l'acqua continua a perdersi per strada. Chiediamo soprattutto di adottare delle misure e quindi fare degli investimenti per attenuare o addirittura prevenire i rischi dei cosiddetti colpi di ariete, che sono quelli che hanno danneggiato, queste sono le stesse notizie che fornisce Aretosacque, hanno danneggiato la dorsale, per cui hanno messo in difficoltà tutta la città. E l'Associazione Turistica Balneare Siciliana segnala la ripetuta mancata erogazione dell'acqua nelle strutture balneari della Riviera di Pozzallo, in particolare la domenica pomeriggio dopo le ore 17. Si segnala inoltre, dicono dall'associazione, il paradosso delle docce pubbliche prospicienti il lungomare funzionanti ma lasciate aperte con perdite e spreco idrico. Mentre a Gela il Comune ha attivato il centro operativo per dare supporto alle aziende zootecniche del territorio che stanno patendo la carenza idrica nelle aree rurali e la difficoltà di reperire acqua per il bestiame. Un'autobotte in dotazione all'Associazione di Protezione Civile Regionale Trinacria Emergency ogni 15 giorni rifornirà le aziende di allevamento locali che temono per la sopravvivenza degli animali. E cambiamo argomento, parliamo dell'avvertenza Pfizer. Il futuro dei 330 lavoratori a rischio licenziamento passa per il tavolo ministeriale convocato per il 22 luglio a Roma alla presenza del ministro Urso. Domani il sit-in organizzato dai sindacati. Luca Ciliberti.
Il futuro di Pfizer Catania è fortemente in bilico. Se ne è accorta anche la politica, che adesso si schiera al fianco dei lavoratori della multinazionale farmaceutica. Per domani è previsto il primo atto di protesta organizzato dai sindacati. In mattinata il sit-in a Catania davanti allo stabilimento etneo e a Roma. Il 22 invece il tavolo convocato al Ministero del Made in Italy davanti al ministro Urso, che già stamattina ha incontrato il sindaco di Catania Enrico Trantino. L'obiettivo è quello di individuare percorsi concreti per la salvaguardia intanto dei 330 posti di lavoro, ai quali si aggiungono un'altra quarantina dell'indotto che coprono i 2 dei 3 rami d'azienda in dismissione. Stamattina in municipio anche il Consiglio Comunale ha voluto ascoltare le ragioni dei lavoratori con una riunione a porte chiuse dei capigruppo insieme alle rappresentanze sindacali. I lavoratori non capiscono il perché di questa crisi, c'è chi parla di commesse rifiutate nel passato, vogliamo capire con la massima costruzione e preannuncio che già lunedì ci sarà un Consiglio Comunale straordinario, di modo che sentiremo le risposte dell'amministrazione comunale nelle interlocuzioni governative. Una gestione manageriale del sito veramente catastrofica. Negli ultimi 10 anni si è puntato a mantenere solamente il sito senza fare investimenti in un mondo, il settore farmaceutico, che viaggia alla velocità delle luci. Questa è una vertenza, diciamo, che potrebbe avere conseguenze ben più pesanti dei 300 posti di lavoro paventati in licenziamento. Esatto, diciamo che certifica di fatto l'abbandono di Pfizer in terra siciliana, cioè questi hanno deciso già di spostarsi sicuramente nella parte asiatica dell'Europa per poi abbandonare il sito, perché chiudendo la produzione il penicillinico tu chiudi il cuore dell'azienda. La soluzione più concreta al momento è che se Pfizer dovesse lasciare il sito di Catania per più redditizi mercati orientali, si individuano i soggetti imprenditoriali che possono investire nel polo industriale etneo per salvaguardare gli oltre 500 lavoratori attualmente impiegati nell'azienda. E in merito alla questione delle strisce blu di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi con i nostri servizi, la MTS di Catania comunica che a seguito della delibera di giunta del 30 giugno 2026 che ripristina la precedente articolazione della fascia oraria, dal 18 luglio 2026 gli ausiliari del traffico non eleveranno sanzioni per il mancato pagamento della sosta nella fascia che va dalle ore 20 alle ore 21. Nelle zone della Movida l'orario resterà in vigore per ragioni di sicurezza e il completamento degli aggiornamenti tecnici sui parcometri e sulle app è previsto per il 1 settembre del 2026. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Un traghetto della Caronte Tourist proveniente da Villa San Giovanni ha urtato questo pomeriggio la banchina della Rada San Francesco di Messina. Durante le fasi di attracco, al momento dell'urto, alcuni passeggeri sono caduti a terra e hanno riportato ferite lievi. Sono intervenuti i sanitari del 118 con 4 ambulanze e la capitaneria indaga sui motivi dell'urto. Stop al fumo su un tratto di spiaggia di Marina di Ragusa, un'ordinanza sindacale per tutelare l'ambiente e la salute dei villeggianti. Veronica Barbarino. Il fumo di tabacco rappresenta una minaccia per la salute pubblica e l'abbandono dei mozziconi costituisce un grave impatto ambientale. Con queste parole in delibera si è dato il via a Marina di Ragusa al divieto di fumo e di abbandono di mozziconi in spiaggia e nello specchio acqueo antistante fino a 100 metri dalla riva. Il tratto di litorale individuato dal divieto è questo. Tra la famosa rotonda sul mare e il lido, l'Arenile diventa ufficialmente una spiaggia senza fumo. Sono d'accordo con questa ordinanza perché non trovo corretto gente che fuma in spiaggia. Io mi metto qui per prendere il sole e riposare, non vorrei respirare un'aria non consona all'ambiente dove mi trovo. È stata un'ordinanza fatta bene, veramente, ci voleva. L'idea è buona, speriamo che continui così e che ci siano i controlli soprattutto. Un atto di civiltà lo traducono in molti, ma l'ordinanza non si limita a vietare il fumo, introduce anche un'area attrezzata per i fumatori, con un posacenere isolata dalle zone di maggior affluenza. Sono previsti controlli e sanzioni per i trasgressori, ma si confida nel buonsenso dei villeggianti, nel rispetto del bene comune.
Musica, i Modà arrivano in Sicilia, domani la band guidata da Checco Silvestre sarà protagonista alla Villa Bellini di Catania nella prima delle 2 date isolane. Desiree Ferrito. Alla rovescia per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate catanese. Domani sera i Modà saliranno sul palco della Villa Bellini per il concerto inserito nel cartellone del Catania Summer Fest. La band guidata da Checco Silvestre torna così in Sicilia con una scaletta che ripercorre oltre 20 anni di carriera, tra i grandi successi che hanno segnato intere generazioni e i brani più recenti. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Ad aprire entrambe le date siciliane, quella di Catania e quella del 24 luglio al Velodromo di Palermo, sarà Bianca Azzei, legata ai Modà da una lunga amicizia e da una collaborazione artistica culminata nel nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo, un brano che racconta l'amore mai confessato tra 2 amici. Domani sera la Villa Bellini si prepara così ad accogliere migliaia di spettatori per una serata all'insegna delle emozioni e delle canzoni che hanno fatto la storia del pop italiano. Guardami, stringimi, pure fingi di amarmi. Aria, poi il calcio. Altra cessione in casa Catania, il club rossazzurro ha ceduto a titolo definitivo il centrocampista Frisenna al Cittadella, mentre Miceli è ormai un giocatore del Novara. Angelo Gaiano. Campo e mercato, il Catania si muove su 2 fronti in vista dell'inizio del campionato che scatterà domenica 23 agosto, anche se il primo impegno ufficiale della stagione è fissato per l'8 agosto con la sfida al Vicenza, valida per il primo turno di Coppa Italia. Difficilmente per la missione del DS Varrà sarà un Catania al completo, visto che dinamiche di mercato e tempistiche impongono cautela e ragionamenti fino alle ultime ore della campagna di rafforzamento. Catania che lavora in sede agli ordini Mister Longo, che in mattinata al Massimino ha diretto l'unica seduta giornaliera prevista per oggi. Intanto si susseguono arrivi e partenza, il trasferimento di Casasola all'Union Brescia lascia un vuoto sulla corsia destra che potrebbe essere colmato dall'arrivo di Gianmarco Todisco proveniente dall'Avellino, ma con esperienza anche a Cerignola, Sorrento, Santa Maria Cilento e Juve Stabia. Il reparto difensivo potrà contare ancora su Allegretto, che ha prolungato sino al 30 giugno 2028, e sull'innesto del Romeno Miai. Per la porta è ufficiale l'arrivo di Cristian De Falco, cresciuto nelle giovanili di Bologna, Imolese e Reggiana, reduce da un'ottima stagione con l'Igea Virtus, dove su 22 presenze ha mantenuto la rete inviolata per ben 12 volte. Tra i nomi sul taccuino di Varrà, Guerra e Groppelli, ma anche Rizzo Pinna, Del Sole e Merola. Sul fronte delle cessioni è ufficiale a titolo definitivo il passaggio di Frisenna al Cittadella, mentre Miceli è ormai un giocatore del Novara. In uscita Dini, Carnielutti e Donnarumma. È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.